Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Pene più severe per i genitori che non mandano i figli a scuola. In alcuni quartieri di Catania le percentuali di evasione sfiorano il 50%. La Pertini di Palermo è l'esempio da seguire. In controtendenza, la preside ha azzerato il numero di alunni assenti alle lezioni. A Salemi la rabbia e il dolore, premeditato il femminicidio di Marisa, apprensione per il trauma della figlia, ha 4 anni e non sa ancora del delitto. A Sicilia 24 parla il parroco della vittima. Covid in ripresa, niente isolamento ma test in ospedale per i sintomatici, l'infettivologo Cascio. Non c'è da preoccuparsi ma bisogna comunque stare attenti. Liste d'attesa bloccate nella sanità pubblica, segnalati altri 3 medici a Palermo, ma nella nostra regione la disorganizzazione di ASP e ospedali moltiplica le dimensioni dell'arretrato. Calcio, nuovi colpi di mercato per Catania e Messina, il rosso-azzurro arriva il giovane e talentuoso difensore Bois, i giallorossi prendono l'attaccante maltese Zamet. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Previste nell'ultimo decreto legge pene severe alle famiglie che non faranno rispettare ai figli l'obbligo scolastico, ma in alcuni quartieri di Catania le percentuali di evasione raggiungono cifre vicine al 50%. Sentiamo Luca Ciliberti. Quando un ragazzo in famiglia non c'ha niente, spaccia un po' di crack, un po' di fumo, un po' di cocaina, si mette a fare il paletto e non risolviamo niente. Questa è la chiesa di Santa Maria della Salette, nel cuore di San Cristoforo a Catania, uno dei quartieri considerati a rischio. Qui il tasso di dispersione scolastica tocca percentuali vicine al 50%, praticamente il doppio rispetto alla media della città. Questa piazza la sera si trasforma in piazza di spaccio. Il pericolo è il crack. È un ragazzo che non andava a scuola, proprio di dispersione, lo vedo con un SH nuovo, dico ma tu questo SH pace, che vuole? Ancora a scuola non ha cominciato, quindi mi do da fare. E questo ragazzo siamo riusciti a metterlo fuori da questo giro. Il lavoro quotidiano di volontari religiosi si concretizza ogni giorno nelle attività dell'oratorio salesiano che conta oltre 300 ragazzini iscritti, ai quali se ne aggiungono altri 150 attratti dai campetti da calcio, dai videogiochi e dal ping pong. È una bella tradizione che qui in oratorio portiamo avanti, cercando di aiutare così le famiglie e i giovani a crearsi un futuro per quello che è la loro realizzazione. Lei che conosce anche le famiglie di tanti di questi ragazzi, pensa che si spaventino del fatto che possano finire, come dice il decreto, anche in carcere se non mandano i figli a scuola? Spero di sì, nel senso buono del termine, così magari si sollecita un po' la coscienza nell'inserimento dei ragazzi a scuola. Quanti ne avete tirati fuori dalle mani della criminalità? È difficile dare un numero perché evidentemente no, è complicato quantificare, però noi seminiamo, no? E poi pian piano quello che sono gli alberi e i frutti emergeranno. Adesso la storia di speranza di una preside di Palermo che ha quasi azzerato, pensate, la dispersione scolastica. La Pertini in 10 anni ha ridotto i vuoti tra i banchi dal 27 all'1%. Marco Gullà. Uno dei punti principali del decreto Caivano è quello di abbassare l'alta percentuale di dispersione scolastica, soprattutto al sud. Nel 2022, nelle regioni del sud Italia e quindi anche in Sicilia, la percentuale di giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi ha toccato un preoccupante 15,1%, 3 punti in più rispetto alla media nazionale. A Palermo, in un quartiere popolare come quello dello Sperone, alla scuola Pertini, qualche anno fa si era toccato il picco del 27%. A distanza di 10 anni, quella percentuale si è ridotta fino all'1%. Così abbiamo incontrato chi è riuscita in questa impresa, la preside della scuola Pertini. È un lavoro di squadra fatto in 10 anni. È fatto però con perseveranza, questo è sicuramente l'elemento più forte, cercando di creare alleanze.
alleanze che non si sviluppano soltanto all'interno delle aule, ma proprio con il quartiere, diventando piazza di quartiere, parlando di un riscatto e di un risveglio del quartiere. Un quartiere difficile, quello dello Sperone, dove c'è un alto dato di disoccupazione, e alla domanda come si è ridotta sensibilmente la percentuale di evasione scolastica, questa è la risposta. Le segnalazioni ai servizi sociali o al Tribunale per i minorenni quando era necessario, ma abbiamo provato, prima di fare queste azioni assolutamente obbligatorie, abbiamo provato a lavorare proprio con un'operazione sartoriale su ogni bambino, su ogni bambina e soprattutto sui loro genitori, qualche volta andandoli a prendere anche a casa. Anche a me, come a tanti altri docenti, è capitato di andare a casa. La scuola per la rinascita del quartiere. Far rendere conto alle persone, soprattutto a coloro che non hanno avuto questa fortuna quando erano bambini, che la scuola è un diritto inalienabile e che è uno strumento di cui i nostri bambini e le bambine non possono essere privati, ne va delle loro prospettive. Ricominciare l'anno scolastico con la notizia di un ennesimo furto in una scuola della città di Palermo è inaccettabile, a maggior ragione se si tratta dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone dello Zen, che negli ultimi anni è stato oggetto di ripetuti raid vandalici. Lo dichiara Giusto Catania, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, scuola capofila della rete per la promozione della cultura antimafia. Non c'è modo peggiore per inaugurare l'anno scolastico per la scuola palermitana, prosegue appunto il preside. Invece voltiamo pagina, ci occupiamo del femminicidio di Marisa. In attesa dell'autopsia, gli investigatori ricostruiscono i progetti omicidi di Angelo Reina, l'ex compagno che mercoledì pomeriggio ha ucciso la donna di 39 anni, dalla quale aveva avuto una figlia. Laura Spanò. L'autopsia sul corpo di Marisa Leo, 39 anni, uccisa dall'ex compagno Angelo Reina, potrebbe essere eseguita già lunedì. La salma è stata trasferita all'Obitorio di Medicina Legale di Palermo. Resta da capire se verrà eseguita anche l'autopsia sul corpo di Reina e si dovrà capire come mai l'uomo detenesse delle armi, una carabina calibro 22 e una semiautomatica 7,65. Appare strano che una persona che ha a suo carico 2 denunce per stalking, un rinvio a giudizio e che ha subito un processo anche se poi la vittima aveva ritirato la querela, avesse armi e munizioni. Ieri alla Mobile di Trapani sono stati sentiti la madre e il fratello di Marisa. La signora Antonina Cammarata, davanti agli investigatori, ha raccontato che nessuno immaginava un epilogo così brutto e di aver visto Angelo qualche giorno fa con la bambina. Sembrava tranquillo, ma appare probabile che già preparava il suo piano. La polizia ha scoperto che una settimana fa aveva affittato un'auto dove sono stati trovati altri proiettili della calibro 22 che ha ucciso Marisa. La titolare di un'agenzia di autonoleggio si è presentata in questura dicendo di aver riconosciuto il volto di Reina dai giornali. Con quell'auto Reina forse aveva pedinato Marisa, ma quei proiettili nel cruscotto fanno pensare che già da qualche settimana meditava di uccidere l'ex compagna. Fra maggio e giugno erano tornati insieme per amore della bambina, ma non aveva funzionato. Lui era possessivo, geloso, i litigi erano continui e Marisa aveva deciso di troncare. Poco dopo, a luglio, Reina aveva ingaggiato un investigatore privato per pedinarla. Anche lui si è presentato in questura raccontando che a fine luglio però aveva rassicurato il suo cliente che la donna non lo tradiva. Mercoledì infine la telefonata di Angelo con quella bugia che ha ingannato Marisa e l'ha condotta verso la morte in contrada Ferla. Per la figlia di Marisa, affidata ai nonni, allo zio, l'associazione delle donne del vino di Sicilia creerà una borsa di studio. Bisogna pensare al suo futuro. Alla bimba è stato detto che la mamma non ritorna perché lavora. E a Marsala da giovedì a Porta Garibaldi c'è un murale che ricorda Marisa dell'artista Fabio Ingrassia. Ha disegnato Marisa, il suo sorriso, la giacca rossa e un messaggio che reca in un cartello: la mia essenza non è merce di scambio, stop violenza. E ora il ricordo di una persona che conosceva bene Marisa è Don Vito Saladino, parroco della Chiesa Madre di Salemi, dove la vittima aveva fatto battezzare la sua bambina. Ascoltiamolo. Sono rimasto sconvolto, tramortito. Anch'io, come tutti, inizialmente non ho saputo reagire se non con la preghiera, se non con il raccoglimento. Tanto è vero che la sera stessa, del giorno nel quale siamo stati raggiunti dalla notizia, abbiamo sentito l'esigenza di radunarci in chiesa, nella chiesa del Crocifisso, per un momento di preghiera, per una veglia di preghiera.
Io sono venuto a conoscenza delle difficoltà di Marisa qualche anno fa in occasione del battesimo della sua bambina, perché Marisa aveva già denunciato l'ex compagno per stalking, quindi c'era già un'ordinanza che imponeva delle restrizioni. E venendo Marisa a chiedermi il battesimo per la bambina, mi spiegò appunto che il papà della bambina non sarebbe stato presente e mi spiegò le ragioni per le quali il papà non sarebbe stato presente. Marisa era sempre molto sorridente, era una sua caratteristica, difficilmente lasciava trasparire particolari difficoltà. Alcune amiche adesso mi hanno raccontato che appunto aveva confidato dei disagi, però ecco, nell'incontrarla per strada in genere si incontrava una donna allegra, elegante, sorridente, a modo, quindi non si aveva nell'incontro occasionale la percezione di un particolare disagio. Netto aumento dei casi Covid anche in Sicilia. Il virologo Caccio dice non c'è da preoccuparsi, ma bisogna comunque stare attenti. Marco Gullà. Casi in netto aumento e Covid che torna alla ribalta. Crescono a 21.309 i nuovi casi, in aumento rispetto ai 14.000 della scorsa settimana in Italia, più 44%. Anche in Sicilia c'è un netto aumento di casi. Il virus che torna a circolare con le nuove varianti. Il Covid non se n'è mai andato del tutto e da fine agosto che l'impennata dei casi è palpabile. La domanda quindi sorge spontanea. Dobbiamo preoccuparci? Le persone non fragili e non anziane possono stare assolutamente serene in questo periodo, però devono pensare al fatto che magari a casa possono avere una persona anziana e fragile e quindi qualora una persona giovane e forte abbia sintomi influenzali o sintomi del raffreddore, sintomi compatibili col Covid, è giusto che stia lontana dalle persone anziane e fragili. Persone anziane e fragili dovranno mantenere alta la guardia. Continuano ad aumentare i casi di Covid in Italia, soprattutto grazie alla variante Eris. La situazione non si può definire allarmante o chissà quanto preoccupante, però diciamo che l'attenzione deve essere mantenuta alta, soprattutto dalle persone anziane e fragili. Queste persone devono pensare di fare la dose di richiamo col nuovo vaccino che sarà disponibile fra pochissimo. Quindi un vaccino aggiornato che proteggerà queste persone dalle forme più gravi della malattia. Più di metà dei pazienti in ospedale risultano al sistema non vaccinati. Sappiamo bene che il virus, diciamo sempre, è diventato un po' più buono, sia tutti abbiamo avuto uno o più infezioni sintomatiche o asintomatiche da parte di questo virus, però di fatto purtroppo capita che persone anziane con comorbidità, particolari fragilità, possono avere gravi conseguenze a seguito dell'infezione. Quindi la raccomandazione è quella di fare la dose di richiamo col nuovo vaccino appena sarà disponibile. Una discarica abusiva è stata data alle fiamme questo pomeriggio nella zona dei cantieri navali in via Enrico Fileti. Appiccate le fiamme a una catasta di spazzatura dove era presente immondizia di ogni tipo. Le fiamme alte hanno sprigionato un fumo visibilmente dalle zone della città, stiamo parlando di Palermo. Intanto il segretario generale appunto di Palermo ha firmato la revoca dell'ordinanza sindacale che vietava l'uso dell'area a 4 km dalla discarica di Bellolampo incendiata a fine luglio. Ci fermiamo una breve pausa, torniamo con altri servizi. Dopo l'operazione di ieri dei NAS che hanno scoperto gli illeciti nelle liste d'attesa nelle strutture pubbliche e sanitarie, gli ultimi riguardano 3 medici di Palermo. Le aziende sanitarie siciliane mostrano i loro tabulati e il percorso fatto per accorciare i tempi negli ultimi mesi. Sentiamo Manlio Viola. Sanità e liste d'attesa, uno dei grandi guai italiani. Ci sono attese per una visita o un esame dovuto a comportamenti illeciti da parte di chi gestisce il sistema, altre invece dovute al malgoverno o all'arretrato accumulatosi a causa di quasi 2 anni di Covid. All'indomani dell'operazione dei NAS, che hanno scoperto 195 liste gestite a livello cartaceo e dunque sottratte ai sistemi unici di prenotazione in modo illecito, denunciando medici e infermieri, il sistema sanitario distingue adesso un caso dall'altro. La denuncia nell'isola è scattata per 4 medici
14, 2 a Palermo, 1 ad Agrigento, 1 a Catania. Ma a parte i comportamenti illeciti, per una visita o un esame ci si può trovare ad attendere anche 8 mesi. Le aziende sanitarie siciliane hanno messo in campo quindi piani e strategie di rientro che vanno dal doppio turno dei tecnici di laboratorio e diagnostica all'apertura di sabato e domenica, dall'uso degli impianti di emergenza anche per l'ordinario durante le pause, alle collaborazioni fra strutture sanitarie con scambio di pazienti in coda. L'ASP di Palermo annuncia di aver così ridotto a 1/3 le attese, ma i sindacati denunciano a loro volta che macchinari costosi e all'avanguardia riescono ad eseguire solo 3 o 4 esami al giorno per mancanza di personale, mentre i trasferimenti e gli straordinari restano bloccati. Su tutto pesa ancora la carenza di risorse negli ultimi mesi dell'anno. Ponte sullo Stretto, il ministro Salvini nominerà a breve i componenti del comitato scientifico. Si studiano intanto anche i progetti per le infrastrutture. Francesco Triolo. La nomina del Comitato Tecnico Scientifico di Garanzia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto è addirittura d'arrivo. I nomi degli esperti saranno presto ufficializzati e per il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è la testimonianza di come il governo sul progetto della mega opera sta andando avanti. Del resto al Ministero le riunioni si stanno susseguendo. L'ultima ha approfondito i ragionamenti per gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dal ponte, Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, oltre a fare il punto della situazione sulla realizzazione dell'infrastruttura. Salvini ha ribadito la necessità di continuare a procedere con determinazione, altro che rallentamento, anche perché Salvini sta approfondendo anche i dossier di interesse regionale, sia in Sicilia che in Calabria, di quelle strutture e collegamenti legati proprio al ponte, ad esempio il sistema aeroportuale dello Stretto. La Lega inoltre ha ribadito alla Premier Giorgia Meloni come in legge di bilancio dovranno essere stanziati i primi fondi, anche se nella manovra di bilancio la priorità è trovare le risorse prima per salari, sanità, famiglie e pensioni. Ma la tabella di marcia è serrata, lo sa bene Salvini, che non perde occasione per ribadire che l'obiettivo è quello di aprire i cantieri nell'estate 2024. È stata una grande festa, non è stata una gara. L'idea era quella di annullare le distanze non solo fisiche ma anche quelle temporarie, annullare anche le distanze di tutti i tipi, di tutti i generi. Lo ha detto Novella Calligaris, ex primatista mondiale degli 800 stile a Porticello, a Villa San Giovanni, a conclusione della traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Breve pausa e poi lo sport. Eccoci al calcio, il Catania ha trovato l'intesa con il 22enne esterno italo-ivoriano David Bois, la firma che lo legherà al club rosso-azzurro lunedì. Un giovane di ottime prospettive che completa il reparto arretrato dopo l'infortunio di Rapisarda. Marco Carli. Il Catania non si ferma nemmeno sul mercato, l'accordo con David Bois è definito, ma va completato con la sottoscrizione della firma. Scuola Roma, Bois, a guardare le immagini delle giovanili giallorosse, ha qualità e corsa e la dirigenza è convinta così di portare a casa un ottimo prospetto. C'erano diverse offerte dalla categoria superiore per Bois, classe 2001, 22 anni appena compiuti, ma il progetto ambizioso del Catania ha fatto breccia nel ragazzo che, dicevamo, nelle giovanili giallorosse e non solo ha impressionato, tecnica e velocità, oltre a capacità di dialogare con i compagni. Anche un doppio problema importante al crociato con stop prolungato, ma 3 e 4 stagioni fa, prima del suo arrivo in Calabria, Cosenza, poi la parentesi a Teramo, anche in questo caso ha fatto bene, e infine nuovamente in Calabria la Regina. In carriera 40 presenze equamente divise fra Serie C e Serie B per il ragazzo che parla con inequivocabile accento romano e che è di origine ivoriana. Nel Catania un ruolo importante da subito visto l'infortunio di Rapisarda, che ha anche il Jolly Castellini come alternativa. Il lavoro del DS Laneri ha portato alla realizzazione di una rosa con alternative nei vari settori. Ora sta a Tabiani plasmare il gruppo. Catania che continua a lavorare a Ragalna, lo farà anche domenica visto che non deve giocare la partita con il Brindisi, poi stop lunedì e da martedì, quando sarà disponibile anche Bois, concentrazione massima verso il secondo impegno stagionale con il Picerno, di nuovo al Massimino dopo la sconfitta con il Crotone e questa volta sperano i tifosi con esito diverso. L'attaccante maltese Andrea Zammit ha firmato un contratto annuale con il Messina, ufficializzato anche Bonsignore con un incarico dirigenziale. Sergio Colosi. L'ennesimo giovane per il tecnico Modica è un ritorno per il presidente Sciotto. La campagna low cost del Messina porta in dote l'attaccante ventenne Andrea Zammit, prelevato dal Valletta Football Club. Già collaboratore di Franza, ufficializzato anche Mario Bonsignore, con l'incarico di consulente generale di Sciotto, sempre più lontano dalla tifoseria, come dimostrano gli appena 315 abbonamenti sottoscritti.
Rinviata all'11 ottobre la gara contro la Casertana, il Messina potrebbe fermarsi anche la terza giornata, in occasione lunedì 18 della trasferta di Taranto. Lo Iacovone, dopo gli incendi di domenica e martedì scorsi, rischia di non essere pronto, anche se il tecnico capuano ha lanciato un appello alle istituzioni affinché Taranto-Messina si giochi regolarmente. Dello stesso avviso il difensore giallorosso Michele Ferrara. Spero che non si rinvii la partita, perché più vai avanti che si rinviano le partite, più infrasettimanali ci sono, e quindi magari c'è da fare uno sforzo fisico più prolungato, magari in quelle settimane che ci sono più partite da fare. Siamo pronti e speriamo di giocare, campo permettendo. Varie volte mi trovo bene a Messina e con il presidente abbiamo trovato un accordo per fare il prolungamento, quindi sono felice di continuare e cercare di dare una mano alla squadra. Insieme a Ferrara ha quasi recuperato il capitano Ragusa, sosta forzata utile a Plesce e Firenze, in ritardo di condizione. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.